Buongiorno e ben ritrovati la prima edizione dei nostri telegiornali. Buona domenica a tutti voi telespettatori di Antenna 3. Dobbiamo ripartire dalla cronaca, lo raccontavamo proprio in apertura del nostro telegiornale di Treviso ieri sera. L'ennesima nuova vittima lungo le strade del Veneto e della Marca, in particolare l'ennesima in sella a una moto. C'è cordoglio a Ponzano per la tragica fine dell'imprenditore 56enne Fausto Lamonato, che è morto in sella alla sua moto ieri pomeriggio a Monastier. La moto sul campo, lui sul fossato, senza possibilità di poterlo salvare. Troppo gravi le lesioni riportate da Fausto Lamonato, l'imprenditore 56enne di Ponzano, morto in sella alla sua Harley Davidson in via Casaria a Monastier. Una tragedia che si consuma in pochi istanti nel momento in cui l'uomo perde il controllo della due ruote. Alta velocità legata probabilmente a un attimo di fatale distrazione. La moto schizza verso il fossato, Fausto resta lì, riverso tra le sterpaglie, mentre il mezzo rimbalza nel campo vicino tra i filari a diversi metri di distanza. L'allarme dei passanti fa scattare il soccorso del SUEM e l'arrivo dei carabinieri, ma non c'è nulla da fare, solo constatarne il decesso e cercare di stabilire cosa possa aver causato la sbandata letale. Una notizia che rimbalza in poco tempo a Ponzano, dove Lamonato era molto conosciuto. Titolare della ditta Intotecnica di Meolo, specializzata nell'assistenza e riparazione di macchinari per la lavorazione dell'intonaco, nel 2014 aveva anche tentato l'avventura politica candidandosi con il Movimento 5 Stelle per il Consiglio Comunale di Ponzano. Due le grandi passioni, soprattutto il mare, la vela, le regate con gli amici dell'associazione sportiva Yacht Club MDV di cui faceva parte, e poi le moto, come l'amata Harley Davidson, in sella alla quale ha trovato la morte. E poi le tante, dicevamo, tragedie della strada, come quella del 7 settembre scorso con un 13enne, Stefano Angonese, ucciso da un'auto sull'altopiano di Asiago a Lusiana Conco. È stata posta una targa con foto e dedica sotto alla Magnolia, piantata proprio in suo ricordo. Una targa con una frase che recita: un albero per ricordare Stefano, un'anima che continua a fiorire nella nostra memoria. Diciamo che richiama la Magnolia perché sarà una compagna d'avventura a nome di mio fratello che accompagnerà tutti i nuovi studenti dell'istituto. Una targa in memoria del piccolo Stefano Angonese, il 13enne travolto e ucciso da un'auto lo scorso 7 settembre a Tortima di Lusiana Conco, a pochi metri da casa. La targa è stata collocata proprio sotto alla Magnolia piantata in suo ricordo nel giardino della scuola, l'istituto comprensivo Padre Mario Pozza. La frase è stata scritta dall'istituto e dai suoi compagni di classe, di scuola. Abbiamo messo una lastra di marmo e con accanto una foto. È stata fatta a giugno ad Arezzo, che è andato in vacanza insieme a un suo compagno di classe, insieme alla mamma anche la mamma del suo compagno di classe. Mi diceva, mentre eravamo in chiamata: Samuele, vorrei la motocross. A 14 anni studio per il patentino. Infatti questa foto è stata tratta che mentre la guidava uno e diciamo: dai, aspetta ancora un po' che a 14 anni ti fai il patentino, dicevo sempre. Ma le iniziative per mantenere vivo il suo ricordo non si fermano qui. Una signora anonima ha voluto donarci una panchina e metterla nel parco giochi come punto di ritrovo per tutti i suoi compagni di classe, ma anche non solo, per tutti i ragazzini, per tutti i bambini che passeranno, come punto di riposo a nome di mio fratello. E poi una borsa di studio a lui intitolata, destinata agli alunni e alle alunne dell'istituto secondario di primo grado di Conco. Insieme alla scuola abbiamo deciso, come monito per tutti gli studenti, di fare una borsa di studio collegata a una delle sue più grandi passioni, la bicicletta. Come argomento è stato scelto la bicicletta attraverso la storia e speriamo che sia un'iniziativa che continuerà nel corso degli anni. Riguarda un PowerPoint e viene fatto sia una parte in lingua inglese e una parte più rilevante verso la storia. Ora il suo nome brilla anche nel cielo con una stella per lui. È stata anche una sorpresa per noi la stella, perché all'inizio è stata fatta per un evento, infatti noi non lo sapevamo. Dopo, guardando bene tutte le carte, abbiamo scoperto che la stella è sotto la costellazione del segno zodiacale di quando è nato Stefano.
C'è un Veneto e un'Italia intera che si preparano a dare l'ultimo saluto al grandissimo campione Alex Zanardi, morto il 1° maggio a 59 anni, martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, laddove ci fu anche l'addio a Giulia Cecchettin, ad esempio, o ai carabinieri morti nella strage di Casteldazzano, un addio che l'Italia non avrebbe mai voluto dare al campione, simbolo davvero di coraggio e resilienza. La maratona per noi è un'occasione unica per competere, perché è una gara podistica e noi non siamo propriamente atletica, noi siamo piuttosto ciclismo. Sempre in sella, sempre in movimento, sempre con il sorriso, prima che quell'incidente in Toscana minasse la sua enorme vitalità. Ora a Noventa Padovana c'è invece il silenzio dell'addio per la scomparsa di un campione, un addio che il Veneto e l'Italia si preparano a dare martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Un esempio per tutti gli sportivi e non solo, un punto di riferimento per la sua capacità di cadere e rialzarsi. La scomparsa di Alex Zanardi anche per questo è un pugno nello stomaco per tutti gli italiani. Una scomparsa avvenuta dopo l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni nella struttura assistenziale dove viveva ormai da 3 anni, nel complesso dell'Opera Immacolata Concezione alla Mandria, quartiere sud di Padova. Se n'è andato serenamente l'annuncio della famiglia, proprio nello stesso giorno, il 1° maggio, in cui 32 anni fa morì anche il campione di Formula 1, Ayrton Senna. Una giornata di lutto per la comunità di Noventa, non solo per Noventa, ma penso per tutto il paese. Alex era molto legato al Veneto. Nato a Bologna 59 anni fa, aveva scelto Noventa Padovana come luogo dove vivere con la famiglia, la moglie Daniela e il figlio Nicolò. E anche lì aveva creato fin da subito un legame speciale con il territorio. Poi in bicicletta che andavo a Drio, io correvo forte no, e ora che dicevo piano che mi vengono a Drio, sì, io rallentava, lo trovavo anche sui colli. Lo conoscevo perché lo vedevo parecchie volte circolare. Lo vedevo in giro tempo indietro, parecchio tempo indietro, e le ultime volte l'ho visto per sbaglio in pizzeria assieme a sua moglie. Sono molto dispiaciuta perché è un nostro compaesano. La notizia veramente mi ha fatto stare male, perché era un uomo buonissimo, e anche quando appunto dopo il primo incidente mi ricordo scendeva giù dall'auto e veniva come noi a fare la spesa da lì, scendeva giù dall'auto, un'auto anche molto alta, con una agilità e una grazia veramente tanta. Lo vedevo spesso perché veniva anche al supermercato lì, per cui arrivava là con la macchina, dava l'elenco della spesa e poi gliela portavano. Era una grande persona. Stamattina è stato un colpo pesante per noi, ho pensato alla sua sofferenza, alla sofferenza del figlio, della famiglia e di tutti gli amici, parenti e il coso sportivo, no? Abbiamo perso un grande qui a Noventa. Quando facevo il banchetto davanti al supermercato ci siamo confrontati che avevamo naturalmente idee diverse sull'accoglienza diffusa dei profughi. Persona meravigliosa, fantastica. Nel Veneto che l'aveva adottato, Alex aveva partecipato vincendole a Treviso Marathon, Maratona di Padova e Venice Marathon. Poi, dopo l'incidente del 2020, era stato ricoverato per alcuni mesi all'ospedale San Bortolo di Vicenza, prima del trasferimento al San Raffaele di Milano e poi il ritorno a Noventa, dove martedì sarà lutto cittadino. Grazie di cuore alle tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto, le parole della moglie Daniele e del figlio Nicolò. L'ennesima preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita. Un messaggio apprezzato da tutta Italia, non solo dal Veneto, ovviamente. Tantissimi i messaggi dal presidente Mattarella, alla premier Meloni, dal governatore Stefani ai tanti campioni dello sport per ricordare un simbolo. È un paese intero quello che oggi lega i propri ricordi alla vita di un campione che per ben 2 volte aveva visto la morte in faccia ed era sempre riuscito ad andare oltre. Il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva pochi minuti dopo la notizia della morte di Alex Zanardi. È stato per tutti questi anni un punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, ha scritto in una nota il Capo dello Stato. Anche la premier Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di cordoglio alla famiglia a nome del governo. L'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Tanti gli sportivi che hanno incrociato le strade con Zanardi oggi lo piangono. Mi hai dato la forza di ripartire convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare di tutto, scrive Bebe Vio.
Se ne va un uomo incredibile, capace di ispirare tutti noi, le parole di Federica Pellegrini. In Veneto Zanardi era stato accolto come una persona di famiglia e così lo ricorda il governatore Alberto Stefani. Addio Alex, il tuo esempio vivrà per sempre. Un forte legame anche con la città di Padova, come ricorda l'assessore allo sport Diego Bonavina. Un amico dello sport, un ambasciatore dei valori più belli che la nostra società possa avere. Alex ha rappresentato un emblema dello sport, ma un emblema di quello che tutte le sofferenze che possono capitare a una persona, le peggiori, ci ha insegnato la strada per non mollare mai, ci ha insegnato come reagire, ci ha insegnato a guardare sempre avanti. Questo è il ricordo che io ho di Alex. Ci lascia un modo di guardare la vita, scrive il sindaco di Padova Sergio Giordani, che con Bonavina si stringe alla moglie Barbara e al figlio Nicolò. Commosso anche il ricordo del presidente di Ascom Veneto Patrizio Bertin, che nel 2017 a Padova aveva consegnato a Zanardi il premio Memo Geremia. Ho avuto il piacere di conoscerlo, ho avuto il piacere anche di premiarlo e devo dire che è una persona che ha lasciato un grande ricordo, ma soprattutto un grande atleta, un grande anche, professionalmente, un personaggio che ha dimostrato di non mollare mai. Perfino la questura di Padova ha pubblicato una foto autografata che Zanardi aveva dedicato ai poliziotti che guidano le volanti. Con la scomparsa di Alex Zanardi, l'Italia piange la perdita di un campione straordinario, una leggenda dello sport paralimpico. Lo ringraziamo per il coraggio, la determinazione e la testimonianza che ci ha dato, specialmente nella sua seconda vita sportiva, ha scritto infine il presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, Davide Giorgi. Il Veneto, terra d'adozione di Alex Zanardi, anche la Marca trevigiana che ben conosceva e che ieri gli ha tributato l'omaggio. Un esempio autentico di voglia di vivere, di fare sport, di resistere, di includere. Così il sindaco Mario Conte ha voluto ricordare Alex Zanardi, affidando ai social parole cariche di riconoscenza e affetto. Un ricordo che mette al centro non solo l'atleta, ma la persona. Con il suo sorriso gentile e quella naturale eleganza ha saputo vivere e raccontare lo sport nella sua forma più alta, nonostante gli incidenti, nonostante le prove della vita. Parole che raccontano la straordinaria capacità di Zanardi di trasformare ogni ostacolo in una nuova partenza. Dalla Formula 1 fino alla straordinaria carriera paralimpica, Zanardi ha rappresentato un modello universale, dimostrando a tutti noi che lo sport è sempre la strada giusta, ha aggiunto Conte, sottolineando una lezione di forza, dignità e umanità che resteranno sempre. Un legame, quello tra Zanardi e Treviso, costruito negli anni anche attraverso lo sport. Nel 2010 aveva conquistato proprio nella Marca la maglia tricolore ai campionati italiani di ciclismo su strada, partecipando nello stesso anno alla Treviso Marathon, esperienza poi ripetuta nel 2013. E ancora nel 2017 il ritorno in città per presentare Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata per avvicinare allo sport le persone con disabilità. Un progetto che incarna perfettamente i valori che Zanardi ha sempre portato avanti. Un'eredità importante raccolta oggi anche dalle istituzioni locali. Un pensiero anche in futuro sarà rivolto a Zanardi? Sì, sicuramente troveremo le forme per ricordarlo, perché oltre che dal punto di vista sportivo sarà giusto ricordare ciò che lui ha fatto, le barriere che ha superato e probabilmente quante generazioni di paratleti gli devono dire grazie. Ho rivisto molte delle sue interviste, fa sempre specie pensare che un uomo che ha subito quello che ha subito lui possa ricominciare con le Paralimpiadi, vincendo grandi medaglie e, ripeto, dando forza a persone che magari non avevano la sua forza interiore. Tante le vite di Alex Zanardi, successi, incidenti, cadute, rialzate. Dopo l'infanzia da pilota di kart arrivò la Formula 1, il terribile incidente, i trionfi da atleta disabile, il buio poi degli ultimi anni dopo l'incidente in Toscana nel 2020. Una vita divisa in 3 parti per Alex Zanardi, prima e dopo il 2001 e poi dopo il 2020, data dell'ultimo drammatico incidente in Toscana.
Prima quella da pilota, culminata con la Formula 1 tra il 1991 e il 1994, poi quella da atleta paralimpico con la handbike, la bicicletta adattata alla sua vita senza gambe, che lo ha portato a conquistare 8 medaglie alle Paralimpiadi. Dopo il primo incidente sul circuito automobilistico di Lausitzring in Germania, che gli costò l'amputazione delle gambe, reagì e iniziò una seconda vita. Emozionanti i suoi frequenti incontri con i giovani, questo a Bassano nel 2019. Arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi. È chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che chi ti stava di fianco, l'avversario ideale che tentavi di battere, è effettivamente rimasto indietro. Da atleta paralimpico ha partecipato a tutte le maratone più importanti, compresa quella di Padova e Venezia, vinta più volte. Per me è un po' la maratona di casa. Io proprio da casa parto direttamente con la mia handbike e arrivo lì a Villa Pisani per la partenza con grande facilità, quindi un appuntamento imperdibile. Strettissimo il suo rapporto con gli sportivi e i tifosi durante gli allenamenti sui Colli Euganei, che frequentava spesso, ad esempio Galzignano Terme era uno dei suoi punti di partenza preferiti. Veniva fermato per un incoraggiamento o un selfie da quegli stessi sostenitori che ora attendono di tributargli l'ultimo saluto. È tutto a posto? Benissimo, te? Sempre sotto, eh? Hai finito? Sì, per oggi sì, stasera anche spinning, per cui leggero. Allora. Dunque tanti commossi ricordi per Alex Zanardo. Cambiamo argomento, parliamo del ministro Nordio che era ieri a Spresiano per un appuntamento elettorale in sostegno di Marco Della Pietra alle corsa del comunale di Spresiano, ed è stata l'occasione anche per parlare di fatto per la prima volta in modo diretto del caso Nicole Minetti, ma anche di zone rosse, di sicurezza urbana e di attività di governo. Ministro, ritiene che ci siano state delle falle nel sistema giudiziario o nelle procedure di controllo sul caso Minetti? No, per carità, è stato fatto tutto regolarmente. Lo stesso Presidente della Repubblica ieri ha detto che di concerto con il Ministero stanno aspettando i risultati della Procura Generale di Milano, che è quella che istituzionalmente è stata incaricata ed è incaricata di fare indagini, ma è stato tutto regolare. Alla fine si vedrà che è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, per quanto sgradevole. Appare fiducioso il guardasigilli Carlo Nordio al termine di una settimana nuovamente infuocata, con lui tra i diretti protagonisti accanto al capo dello Stato di quello che è diventato il caso della Grazia Nicole Minetti, con la stessa procura uruguaiana che sta indagando sull'adozione del bimbo malato fatta nel paese sudamericano e più in generale su parte delle circostanze che hanno portato all'istanza del provvedimento di clemenza. Gli approfondimenti chiesti dal Quirinale, innescati dall'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano, sono in corso su più livelli. Tutto regolare, ripete il ministro trevigiano, ospite di un evento elettorale a sostegno del sindaco uscente Marco Della Pietra a Spresiano, dove temi locali e nazionali sono quanto mai connessi, su tutti la sicurezza dei territori e il dibattito sull'efficacia delle zone rosse. Una è operativa a Treviso, nel quadrante tra via Roma e piazza Borsa. Bisogna sempre vederle caso per caso, non esistono soluzioni lineari in questi casi. Esistono delle realtà territoriali che vanno valutate caso per caso, in alcuni settori in alcuni momenti sono efficaci, in altri si possono anche rimandare. Sicurezza che è fatta di più aspetti, dice Nordio, ricomprendendo anche quella sulle strade, determinante, fa intendere il guardasigilli, il ruolo dei primi cittadini. La sicurezza locale che deve essere sì certo garantita dalle forze dell'ordine nazionali e ovviamente anche dalla magistratura, dal Ministero della Giustizia, ma è molto importante il contributo direi quasi principale del sindaco, dell'autorità locale. E questo nelle ore in cui l'esecutivo raggiunge un traguardo non scontato. Nordio lo rimarca dal palco. Oggi il governo compie 4 anni il secondo governo longevo, più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Naturalmente, poiché pensiamo di arrivare fino alla fine della legislatura, batteremo tutti i record e saremo il primo.
Adesso parliamo degli attivisti della flottilla, i 25 italiani liberati e sono salvi, erano stati prelevati, lo ricorderete, dalla Marina israeliana in acque internazionali e arrestati, sono stati poi portati a Creta, anche i 4 veneti stanno bene ma raccontano di essere stati malmenati, picchiati, tenuti in ginocchio e anche con la minaccia di armi puntate alla testa. Siamo stati parecchie ore inginocchiate a testa giù, con più volte fucili puntati alla tempia. Luca Cuzzato è stato portato in ospedale a Creta dopo essere stato liberato dalla marina israeliana assieme ai 25 italiani e agli altri attivisti della flottiglia. Picchiati più volte, ci racconta, razionavano il mangiare, panini per solo la metà delle persone fermate. Ha una costola incrinata, lividi su tutto il corpo e lesioni causate dalle fascette ai polsi. Alcuni di loro sono stati messi in isolamento, lontano dal resto del gruppo. La loro imbarcazione è stata abbordata nella notte tra il 29 e il 30 aprile, ci racconta Luca, poi tutti sono stati portati in una nave israeliana. Nella nave erano trattati a tutti gli effetti come dei prigionieri, che essenzialmente questo qua è stato a tutti gli effetti un rapimento. Noi diciamo che essere presi a 14 miglia dalla costa greca, questo è un rapimento ed è un chiaro segnale di come il blocco israeliano non è più confinato sulle acque palestinesi, però si è ampliato anche poi a tutte le acque europee. Assieme a Luca 4 veneti, la trevigiana Beatrice Lio, la padovana Anna Ghedina e il veronese Simone Zambrin. Qualche ora fa sono stati rilasciati e portati a Creta. Noi non abbiamo mai capito che saremmo stati liberati. Per tutto il tempo ci hanno detto che avremmo passato altri 2 mesi all'interno di quella nave, ci hanno detto più volte che saremmo andati in Israele. Abbiamo capito che eravamo a Creta soltanto quando abbiamo messo il piede sul gommone. Non hanno più niente, tutto è rimasto nelle imbarcazioni, molte delle quali sono affondate. Sono riusciti a recuperare solo un cellulare con il quale Luca riesce ad inviarci questo video e lanciare l'appello per 2 attivisti ancora nelle mani degli israeliani. Attualmente ci sono 2 compagni in prigione israeliane che sono Said e Tiago e adesso noi pretendiamo la loro liberazione immediata e continueremo con la nostra lotta. La missione della flottiglia continua, ma per chi si trova a Creta ora tutto è ancora da decidere. Tu andresti avanti o torneresti a casa? Questa non è una valutazione che riesco a fare in questo momento e che non mi sentirei di rispondere. Momenti di tensione ieri pomeriggio e anche scontro in piazza Ferretto a Mestre per l'incursione di un gruppo di anarchici contro il gazebo elettorale di Fratelli d'Italia. Insulti e fumogeni hanno fatto scattare l'intervento della polizia che, come vedete, ha disperso poi il gruppo. Non si tratta di un episodio isolato, attacca il coordinatore regionale dei meloniani Raffaele Speranzon, ma della fotografia di un clima pericoloso che richiama derive che il nostro paese ha già pagato a caro prezzo. Grazie, dice Speranzon, alle forze dell'ordine che con il loro pronto intervento hanno impedito che questi potessero assaltare il gazebo, dove c'erano comunque decine di militanti di Fratelli d'Italia che, mentre gli ultra di sinistra inneggiavano alle foibe, hanno intonato ad alta voce l'inno nazionale. Secondo il senatore di Fratelli d'Italia, questi gruppi violenti tentano di intimidire chi difende legalità e sicurezza, ma così facendo confermano soltanto la giustezza di quelle misure e la necessità di applicarle con fermezza. Adesso torniamo a parlare dell'omicidio di Marco Cossi, ma non per parlare di vicende giudiziarie. C'è una inchiesta in corso, c'è un presunto colpevole in carcere, ma c'era un primo passaggio da affrontare, quello dell'addio a Marco Cossi, che c'è stato ieri a Selvazzano Dentro. Il dolore silenzioso della mamma che non ha mai lasciato la bara del figlio. Accompagnata dagli altri 2 figli, la mamma di Marco Cossi ha preso parte al funerale del 47enne massacrato a coltellate lo scorso 19 aprile in via Isonzo a Padova. Nella chiesa di San Bartolomeo a Tencarolla di Selvazzano Dentro, l'addio con gli amici che l'avevano conosciuto nel corso degli anni. Il parroco, che ha officiato la cerimonia, si è soffermato sulla crudeltà dell'efferato omicidio, ma ha ricordato come tanto dolore e tanta violenza ora si siano trasformati in pietà, compassione e devozione. Dopo l'omelia ha preso la parola a nome della famiglia il fratello Stefano, che ha ringraziato commosso quanti in questi giorni hanno voluto ricordare Marco. La frase che ho sentito ripetere più spesso è stata: era un gigante d'uomo. Era così. Marco
Marco Cossi, originario di Latisana, è stato massacrato con oltre 15 coltellate da Samuele Donadello, il socio con cui stava per avviare un'attività di food truck. L'uomo ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto, mentre proseguono le indagini per verificare il movente e ritrovare l'arma. Al termine del funerale, il saluto degli amici con un lungo applauso fuori dalla chiesa. Dall'omicidio Cossi all'omicidio di Margherita Ceschini, il delitto di Conegliano, con la difesa di Sergio Lorenzo, condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione della pensionata di Conegliano aggredita e soffocata nella sua abitazione, difesa che, come dicevamo, presenta ricorso in appello chiedendo l'assoluzione. Dovevano spaventarla, non ucciderla, non è responsabile il mio assistito per quello che è accaduto in casa, lui non è mai entrato. Così l'avvocato Mauro Serpico, difensore di Sergio Lorenzo, che ha depositato il ricorso alla Corte d'Appello di Venezia contro la condanna in primo grado all'ergastolo. Il legale chiede l'assoluzione. La Corte d'Assise in realtà ha cercato di dimostrare la sussistenza di un mandato omicidiario sulla base di indizi che però secondo noi non raggiungono quel grado di gravità e precisione che la legge richiede per assurgere ad elementi di prova. Non ci sarebbe stato un mandato omicidiario secondo la difesa. Noi l'abbiamo sostenuto sin dal primo grado, tutti concordemente, gli imputati tutti presenti e anche il Lorenzon attraverso quel manoscritto che è stato acquisito agli atti del processo e che secondo noi è assolutamente utilizzabile nel processo. Abbiamo sostenuto sempre che il mandato fosse quello di spaventare la signora Ceschin in modo da dissuaderla nel portare avanti quella battaglia giudiziaria contro il marito per l'assegno di mantenimento. Il 23 giugno 2023 però in quella casa è accaduto qualcosa di terribile. L'anziana è stata aggredita, picchiata e soffocata sul divano. In primo grado sono stati condannati all'ergastolo e all'isolamento diurno per 6 mesi Sergio Lorenzo e Matteo Garcia. Fra i punti contestati dalla difesa anche l'attendibilità del super testimone, il fratello di Sergio Lorenzo, Joel Lorenzo, condannato a 20 anni di carcere. Sono diversi passaggi che non ci hanno convinto. L'attendibilità del narrato in sé, prima di tutto, nel senso che Sergio Antonio è stato accusato dal fratello di avere ricevuto, ad esempio, questo mandato omicidiario, circostanza peraltro che Joel ha riferito, ma senza avere mai partecipato ad alcun incontro diretto in tal senso. Non solo, ma ci servono dettagli riferiti dal testimone proprio nel giorno del delitto che non convincono affatto secondo la difesa, come quella ad esempio che Joel ha raccontato di aver messo dei guanti perché aveva freddo, ma il delitto è avvenuto il 23 giugno con temperature a Conegliano piuttosto alte. Diverse circostanze che francamente lasciano di che dubitare dell'attendibilità di questa testimonianza. Con tutta probabilità anche il nuovo difensore di Matteo Garcia ha presentato ricorso in appello. Allora, pochi istanti di pubblicità, ripartiremo dalla cronaca perché purtroppo continuano le truffe, soprattutto ai danni di anziani, il finto carabiniere, i finti poliziotti. Ripartiremo proprio dal finto carabiniere, dalla truffa del finto carabiniere che a Treviso ha portato un'anziana a vedere sparire non solo soldi ma anche mezzo chilo d'oro. Scioccata, abbattuta, affranta, colpita, averi di famiglia, di generazioni. Difficile metabolizzare quello che è successo, impossibile dimenticare per un 86enne residente in centro a Treviso che nei giorni scorsi è stata l'ennesima vittima della truffa del finto carabiniere. In questo caso la chiamata arriva attorno alle 13. Alla signora si presenta il sedicente maresciallo Stefano Borghi che riferisce di una rapina in gioielleria eseguita da una banda al volante dell'auto del marito deceduto. Suo figlio ora è con il magistrato. Dobbiamo confrontare i gioielli rubati con quelli che ha in casa. La frase che spaventa e mette in confusione l'86enne che va così a prendere i preziosi, elencandoli al telefono e poi mettendoli in un asciugamano con i contanti presenti in casa. Più di mezzo chilo d'oro e 2.700 euro circa, 2.750 e tenuti in una cassetta, non messi dentro un cassetto, quindi
l'hanno proprio indotta. È a questo punto che arriva il falso perito, preannunciato dall'altrettanto falso maresciallo. Si tratta di un giovane uomo tra i 25 e i 30 anni. È già in casa quando la donna tenta di chiamare il 112 per avere delucidazioni. Capisce che qualcosa non torna, ma lo stress è fortissimo. In quel momento ha detto no, aspetta, l'ho lasciato da solo in cucina, si è girata e è tornata verso la cucina quando questa persona aveva già fatto sul pacchettino con tutti gli averi. Si stava dirigendo verso l'uscita, mia mamma ha tentato di fermarlo, ma teniamo conto una signora di 86 anni contro un ragazzo di 25, questo l'ha allontanata con una bracciata, per fortuna non l'ha fatta cadere perché sennò ci sarebbero state altre conseguenze ed è scappato fuori casa perdendo dei gioielli sulle scale. Ora è caccia alla banda, di certo professionisti che lavorano sulle emozioni dei più fragili. Il figlio della vittima a tal proposito lancia un appello. Spero solo che un po' di leggi possano cambiare e ringrazio le forze dell'ordine per quello che riescono a fare. Chiedo magari che i magistrati, i giudici non siano sempre di manica larga con chi ne approfitta, specialmente con gli anziani, anzi dovrebbero avere proprio il pugno di ferro. La truffa del finto carabiniere dunque colpisce ancora a Treviso e poi c'è la truffa dei finti poliziotti a Venezia. No, non è questa l'immagine, c'è un servizio fra pochissimo, ecco, adesso vedremo il servizio della truffa dei finti poliziotti che hanno messo a segno a marzo ai danni di un'anziana di 83 anni. La donna ha reagito a questa truffa, si era accorta di essere raggirata e per tutta risposta è stata spinta a terra ed è stata ferita dai malviventi in fuga, poi rintracciati dalla polizia. Un 83enne veneziana è stata truffata con la tecnica del finto poliziotto. In due si sono presentati in casa facendosi consegnare i preziosi che aveva per un valore di circa 50.000 euro. Quando però lei ha capito che non si trattava di veri agenti e ha opposto resistenza, è stata spinta violentemente a terra. Una truffa che a quel punto è diventata rapina. Il fatto risale allo scorso 17 marzo e per i due non ci è voluto molto ad essere scoperti dalla squadra mobile della questura lagunare. I presunti autori, originari del Salernitano e con precedenti di polizia, avrebbero trafugato gioielli e preziosi custoditi in casa per un valore stimato di circa 50.000 euro dopo aver indotto in errore l'anziana signora con delle false narrazioni, facendole credere di una asserita rapina commessa con l'autovettura del defunto marito. Le indagini sono iniziate subito dopo la denuncia dell'anziana. Preziose per le indagini sono state le telecamere di sorveglianza pubbliche e private che hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di dare un volto ai presunti autori del reato e poi un utilizzo importante delle banche dati che hanno consentito di dare una identità a quei volti. L'impianto indiziario è stato proposto alla Procura della Repubblica che lo ha ritenuto fondato chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Venezia una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Agli indagati è stato anche notificato un pacchetto di misure di prevenzione disposto dal questore della provincia di Venezia, in particolare 2 fogli di via e 2 DASPO urbani fuori contesto per la durata di 1 anno. Oltre al foglio di via, entrambi validi per 3 anni. La signora e il genero hanno spiegato poi agli agenti che l'anziana aveva ricevuto una telefonata dai 2 sedicenti poliziotti che con il pretesto di indagare su una rapina in una gioielleria l'avevano raggiunta a casa per controllare l'auto del marito e ispezionare i suoi ori. Ma l'anziana, insospettita dalle loro richieste, aveva detto chiaramente che il coniuge era mancato anni prima, eppure loro hanno continuato, ma questa volta sono stati presi. I carabinieri ancora, questa volta un blitz in casa di un 41enne albanese dove trovano non soltanto 2,5 kg di droga ma anche, la vedete, una 44 Magnum. Una pistola illegale, una Smith & Wesson calibro 44 Magnum e quasi 3 kg di sostanze stupefacenti pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. È questo il materiale rinvenuto dai carabinieri nell'abitazione di un 41enne albanese residente a Codogné, persona già nota alle forze dell'ordine. L'operazione è scattata nel pomeriggio del 30 aprile quando i militari della stazione, supportati dal nucleo operativo e radiomobile di Conegliano, hanno deciso di perquisire la residenza dell'uomo.
dell'uomo. Una volta entrati nell'abitazione, i carabinieri hanno trovato non solo l'arma non registrata, completa di munizioni, ma anche un consistente quantitativo di droga, oltre 2,5 kg di marijuana e più di 100 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato, la pistola sarà ora sottoposta ad analisi balistiche. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto nella cella di sicurezza del comando. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo per il 41enne l'obbligo di dimora. Le accuse sono pesanti: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma clandestina. Il tema e la polemica dei migranti a Treviso mette un punto sulle polemiche di questi giorni Mirella Tuzzato. Lo fa dopo che uno dei migranti aiutati, lo abbiamo raccontato in questi giorni, grazie al supporto dell'imprenditore anonimo, si è lamentato poi dell'aiuto ricevuto. Sono amareggiata, ammette la presidentessa, la guida di Veneti Schiacciati dalla crisi, perché così rischia di danneggiare tutti gli altri. Il problema che ha acceso il fuoco è stato che uno di questi ragazzi ha deciso di fare delle dichiarazioni assolutamente false, nel dire che io non gli ho dato da mangiare, che hanno patito quasi la fame, cosa non vera, perché ho tutti gli scontrini e testimoni dove sono andati a mangiare, cosa hanno mangiato, perciò hanno mangiato sempre. Era prevista la colazione o il pranzo o la cena, perché penso che sia più che sufficiente. Mi avevano chiesto tanto fumo, tante sigarette, alle quali ho detto di no. Mette un punto sull'ultima ondata di polemiche Mirella Tuzzato, anima di Veneti Schiacciati dalla crisi, dopo le lamentele espresse da uno dei giovani aiutati nei giorni scorsi e portati in albergo per una settimana grazie all'aiuto di un imprenditore rimasto anonimo, generosità che è stata estesa per altri 7 giorni con il contributo stavolta di un'imprenditrice, in mezzo il video diffuso dallo stesso migrante. Ciao, sono Ali. Quello famoso, guarda, abbiamo mangiato 3 giorni, oggi è il terzo giorno questo che abbiamo mangiando, questi 5 persone, questi pane, formaggio, tonno, 3 giorni e cena questa mia per mangiare. E primo giorno abbiamo mangiato senza mangiato, dormito io. E io ho chiamato. Io non sapevo che avete mangiato o no. Ali, che è poi tornato a ribadire il concetto davanti alla prefettura. Ci danno o cena o pranzo e colazione. Più difficoltà a trovare lavoro, chi torna al lavoro, trasporto, mezzanotte come vieni a lavorare. O uno lascia alle 11 di sera, come può tornare? Il riferimento è all'albergo di Monastier messo a disposizione e le difficoltà di movimento per chi lavora a Treviso. Mirella, da parte sua, afferma che si sta facendo il possibile ed esprime tutto il suo rammarico per l'atteggiamento del giovane. Il rischio ora è che tutti ne paghino le conseguenze. Volevo smentire quello che ha detto questo bulletto, questo capetto che cerca di fare il capetto, però che ne pago le conseguenze, Mattia, sono i ragazzi che lui ha attorno, che non parlano italiano, perciò lui gestisce, anche se dice che non è vero, e questo fa molto male anche a tutta la società. Ecco, mi scuso anche col presidente degli obbligatori Giovanni Kerr, perché sembra quasi che lui non abbia dato da mangiare o mangiato male, perciò non è vero, ecco, volevo dirvelo perché voi sapete come funziona. Certo che essere ricattata da questo ragazzo, anche no, conoscete Mirella, c'è problemi zero. È una storia che ha commosso tutta la Marca e tutto il Veneto, quella di Sara Gastaldello, scomparsa a 39 anni, colpita da un tumore fulminante che davvero non l'ha lasciato scampo in pochissimi giorni. Ha fatto appena in tempo a sposarsi in ospedale con il compagno Matteo Volpato. Aveva dato alla luce una bimba solo 4 mesi fa. Ieri il commosso addio a Salvatronda. Abbiamo sentito la paura della tempesta dentro la nostra carne fragile. La tempesta di un tumore che in 2 settimane si è portato via ad appena 39 anni Sara Gastaldello, strappandola a Matteo Volpato, il compagno di una vita con il quale da 4 mesi condivideva la gioia della nascita della piccola Agnese. Certamente, prima di tutto voi, Matteo, e te, Sara, ne avete sentito il gelo, l'angoscia, mentre sembrava che tutto andasse bene e tanto bene.
Una famiglia felice che si era stabilita a Salvatronda di Castelfranco, a metà tra il lavoro di Sara, funzionario della Regione Veneto, e Matteo, impiegato in comune ad Asolo. E tutta la comunità ha partecipato all'ultimo saluto della giovane donna che ha saputo affrontare con il sorriso il suo tragico destino. Anche dei giorni della consapevolezza del male ci ha stupito tutti che non hai mai perso le staffe, non hai perso neanche la disponibilità a lasciarti aiutare, non eri rassegnata, ti stavi affidando. Sembra che se il male aveva tanto ferito il tuo corpo, la tua anima non ne sia rimasta scalfita. In questi giorni così repentini e veloci, così tremendi per certi aspetti, voi siete stati fortissimi, capaci di dedicare e donare la vita l'uno all'altra prima che il male provasse a farvela perdere. Un matrimonio celebrato in ospedale pochi giorni prima della morte, con Sara che ha voluto con sé anche le amiche di una vita. Sara, racconteremo alla tua bambina di quanto forte, incredibile e coraggioso sia stato il suo papà in questi giorni. Una roccia. Di quanto siamo infinitamente grate a Matteo di averci dato il privilegio di essere state parte dei tuoi ultimi istanti, delle tue ultime risate, di averti vista sposa, tu che con il tuo bouquet lampo di 5 rose bianche e un gran cereale mangiato come torta nuziale, hai avuto la forza di farci ridere con una battuta mentre pronunciavi il tuo sì con gli occhi pieni d'amore. C'è un vecchio proverbio che dice: si vive 2 giorni e uno è già passato, e noi da oggi vivremo anche per te. I 50 anni del terremoto del Friuli, ci si avvicina ormai alla data fatidica del 6 di maggio, oggi una data importante, alle 16 la messa del cardinale Zuppi a Gemona, ieri un altro importante avvenimento. Il treno degli alpini della ricostruzione è uno dei momenti più importanti e emozionanti per quanto riguarda le celebrazioni del 50° del terremoto. Siamo in una parte del territorio regionale dove il terremoto ha distrutto moltissime abitazioni, ma anche la stessa stazione, e quindi è un momento particolare. Continuano le celebrazioni per il 50° anniversario del terremoto del 1976 nella destra Tagliamento, con particolare attenzione a Pinzano al Tagliamento, tra i comuni pordenonesi più colpiti per numero di vittime e danni. Nelle scorse ore alla stazione del paese è arrivato il treno storico partito da Treviso. L'occasione ha fatto da cornice una cerimonia organizzata insieme al gruppo Alpini di Pinzano, alla presenza del presidente nazionale degli Alpini e del vescovo Giuseppe Pellegrini, che ha celebrato la funzione religiosa. Presenti anche numerose autorità civili e militari. Il corteo, inoltre, è stato accompagnato anche dalla Filarmonica di Valeriano. La nostra comunità 50 anni fa hanno sofferto le persone e hanno sofferto soprattutto, oltre a chi ha perso i cari, anche quanti hanno perso tutto quello che avevano. Le iniziative però non riguardano solo la destra Tagliamento, anche la provincia di Udine si prepara alla ricorrenza con un calendario fitto di appuntamenti. A Gemona del Friuli, domenica 3 maggio alla caserma Goi Pantanali è attesa la messa con il cardinale Matteo Zuppi, con la partecipazione prevista di circa 10.000 fedeli. In quell'occasione l'evento sarà seguito dalla nostra emittente a reti unificate a partire dalle 14. Pochi istanti di pubblicità, l'ultimo break e poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, andiamo a Treviso, il nostro Lucio Zanato per parlare di folklore. È così Lucio, buona domenica. Sì, buona domenica Nicola, buona domenica ai telespettatori di Antenna 3, non solo folklore perché sono con il sindaco Mario Conte che mi ha appena confidato che ha fatto 10.000 abbracci oggi con Treviso in Rosa. Ma dovevo ringraziare le 10.000 donne che hanno partecipato alla Treviso in Rosa, questa grande manifestazione per sensibilizzare la prevenzione e la lotta al tumore sostenendo la LILT. È stata un'invasione
di donne, di rosa, di solidarietà, di allegria, che è stata davvero un qualcosa di emozionante, quindi da sindaco mi sentivo in dovere di doverle ringraziare a una per il grande servizio che svolgono, ma non potevo ovviamente mancare qui alla Pastoria del Borgofuro, alla festa del Cason, una festa tradizionale dove tutti sono obbligati a spegnere il cellulare, a spegnere anche la televisione, tranne Antena 3 ovviamente, però la televisione è quella brutta, e a stare insieme, a bevere un'ombra insieme, ascoltare e vedere e guardare le danze e i canti del gruppo folcloristico, condividere insomma momenti di convivialità. Qua non si parla di dazi, non si parla di guerra, non si parla di bombe, di morti, ma si sta insieme in allegria, e questo significa ricostruire lo spirito di comunità che tanto ci piace. E poi non potevo mancare, perché si celebra un qualcosa di speciale per Gianni Marini, che è un'istituzione del folklore trevigiano. Esatto, perché Gianni Marini abbiamo già raccontato, lui è padre del folklore italiano, ma c'è una novità nella novità, Gianni, cioè fine mese cosa succede qua a Treviso? Sì, grazie a questa iniziativa che mi ha dato là a Salerno, tutti i Gavussuo vengono a fare qua a Treviso la nostra associazione, diciamo a PTP, il Gavussuo fa l'assemblea qua a Treviso, perché il Veneto merita, dice, e mi sinceramente non credevo a quello che mi ha fatto ora, ma dice vogliamo venire a farla a Treviso perché è una città così, che solo vista così leggermente, merita di farla conoscere a tutta Italia. Quindi ci sarà tutto il folklore, tutti i rappresentanti del folklore, dei gruppi folcloristici che vengono qui a Treviso fine mese per parlare di folklore, per organizzarsi. Esatto, noi abbiamo come nostra federazione 450 gruppi iscritti, adesso non credo che venga tutti, però diciamo che 400 persone senz'altro arriva, e che faremo vedere la nostra città e il nostro prosecco, come che abbiamo già anticipato, la nostra cucina e praticamente i nostri ospiti per questa iniziativa che per la prima volta viene qua a Treviso. Ecco, Lucio, quindi la vera notizia è che grazie a Gianni Marini, alla Pastoria del Borgofuro, Treviso diventa capitale mondiale del folklore. Sì. E quindi voglio dire, con tutto questo, l'ultima cosa, noi siamo lungosile, ancora una volta si abbina storia, cultura e ambiente qui in città. Sì, ma siamo davvero tanto fortunati a vivere in una città come Treviso, che ci riserva in ogni suo angolo delle emozioni diverse. Qui siamo nel Parco del Sile, siamo a Canizzano, lungo il Sile, che è un posto incantevole, ma qua la differenza poi la fanno anche le persone, e quindi con la Pastoria del Borgofuro, in questo luogo, con questo tempo, cosa manca? Manca soltanto un'ombra, Gianni, e quindi adesso è il brodetto, e quindi ci sono tutti gli ingredienti per vivere un'esperienza paradisiaca. Allora facciamo un appello, oggi pomeriggio se qualcuno vuole passare per un'ombra c'è, insomma. Mamma mia, altro che? Allora certo. Se volete, anche te Nicola, so che tu sei di redazione, sarà difficile, però se volete nel pomeriggio prendete la bicicletta, venite lungo il Sile, vi fate una girata, quando siete all'altezza poco dopo la chiesa di Sant'Angelo, direzione verso Quinto, troverete la Pastoria del Borgofuro, e un'ombra e un sorriso c'è per tutti. E con questo linea allo studio. Grazie Lucio Zanato. Allora a ruolo anche Francesco Ceron e Tony Paul a unirmi per andare a bere il vino, dopo però potrebbe esserci qualche problema con la realizzazione dei servizi, quindi forse è meglio di no per questo pomeriggio, magari passiamo. Allora sono belle giornate, l'avete visto, c'è il sole, c'è il ponte del 1° maggio, in questo weekend ovviamente il primo assalto anche alle spiagge. Le banchine cominciano a popolarsi di castelli di sabbie e fortezze inespugnabili, via le scarpe sulle ciabatte e si passeggia in riva al mare. È ufficialmente iniziata la stagione estiva e spiagge, battigie e camminamenti si affollano di persone. Grandi numeri quelli dell'apertura stagionale a Jesolo, complici le temperature più che miti che hanno lanciato il litorale già nel mese di aprile. Il movimento, i nostri clienti affezionati, sia vicini ma anche stranieri provenienti insomma dall'Austria ma anche dalla Slovenia, dall'Ungheria, ricordiamoci che i paesi dell'est sono sicuramente flussi turistici in crescita, ci hanno dato un ottimo aprile per gli alberghi che erano aperti, e quindi le prospettive sono sicuramente delle prospettive per la stagione importanti. Bene il primo weekend di maggio in cui molte persone hanno approfittato del Ponte Lungo. Il tasso di occupazione è intorno al 95%, in alcuni alberghi anche il 100%. Una stagione che inizia bene e non manca l'ottimismo tra gli albergatori nonostante la guerra
in corso e i rincari che essa comporta. Riscontri che poi possono esserci nell'aumento dei prezzi del petrolio, nei movimenti, nelle tratte aeree. Abbiamo molti clienti che arrivano in aereo e quindi questo ci preoccupa. Ci preoccupano gli aumenti della benzina perché sicuramente rendono tutti più poveri, quindi sicuramente ci sarà una riduzione in quelli che sono i tempi di permanenza nella località. Siamo ottimisti, le previsioni per la stagione sono di un'ottima tasso di occupazione, siamo circa 2-3 punti percentuali sopra l'anno scorso. Primo fine settimana di caldo ed i lidi ufficialmente aperti e le strade verso i litorali si bloccano, complici anche gli incidenti alle porte delle città marittime. Ma nonostante questo, chi è a casa non rinuncia ad andare al mare. Una necessità dopo tanti mesi d'inverno e di freddo. È bellissimo, è sempre un piacere venire qui. Sì, assolutamente, è una giornata bellissima. A noi il mare piace tantissimo, quindi più stiamo qui meglio stiamo, quindi sarà molto facile che torneremo per qualche weekend. Jesolo è un classico, siamo venuti con i nostri amici tutti quanti, tutto bene qua. Avete approfittato del sole? Certo, le prime giornate di mare è sempre belle. Fosse così tutto l'anno. C'è invece in questi giorni chi ha scelto le città d'arte, come ad esempio Vicenza. Da Udine, prima volta a Vicenza, ma stiamo ancora girando, siamo arrivati stamattina e stiamo ancora girando, andiamo via in giornata. Prima siamo andati a Verona ieri e siamo venuti via stamattina, ci siamo fermati qua a Vicenza. Da Caserta siamo andati a Padova, siamo arrivati a Vicenza, poi arriveremo a Brescia, siamo andati a vedere il palazzo ed è stato bellissimo il parco ed è stato stupendo. Vengo da Bergamo, ho visto la Villa Rotonda e la villa, l'altra dei Nani, e oggi visto il centro storico e resto fino a domani, sono arrivato ieri. Abbiamo visto il Teatro Olimpico, poi tutta una serie di ville, musei e palazzi palladiani, e domani vorremmo vedere le ville che sono poco fuori Vicenza. Una città così bella, non pensavo, appunto, come diceva mio marito, siamo venuti per questo evento musicale, sicuramente il Teatro Olimpico è uno splendore del tutto inatteso. Siamo arrivati ieri mattina e siamo stati a dormire una notte, poi stasera torniamo a casa. Ieri abbiamo visitato Villa La Rotonda e questa mattina abbiamo fatto 2 ore con una guida locale che ci ha portato appunto a piedi lungo tutta la città, e adesso stiamo visitando i musei, la Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico, quindi stiamo entrando nei siti che ci ha illustrato la guida. Che cosa vi è piaciuto di più? Ma si può dire tutto, perché è tutto veramente bella a Vicenza, perciò ci è piaciuta. E sempre a Vicenza, maggio sarà anche il mese di una serie di eventi promossi dal quartiere 1 dal titolo Il senso del gioco, giochi di ruolo e giochi da tavolo, un modo anche per togliere magari forse i ragazzi e non solo dai social. Dalla caccia al tesoro itinerante alla simultanea di scacchi, al viaggio nella storia con il gioco nell'antica Roma, al gioco tra generazioni diverse a confronto. Questa è la sintesi delle iniziative che caratterizzeranno il mese di maggio, organizzate dal Consiglio di Quartiere 1, con l'obiettivo di animare il cuore della città, il centro storico, attraverso appuntamenti rivolti a tutti, con la rassegna intitolata Il senso del gioco, giochi di ruolo e giochi da tavolo. Il senso del gioco attraverso varie realtà, varie situazioni, lo facciamo in sinergia con più associazioni del Centro Proti che hanno desiderio di parlare di questo argomento, che è un argomento a 360 gradi, perché il gioco è tutto, il gioco è comunità, il gioco è stare insieme, il gioco è salute, e il gioco è movimento, e il gioco è la possibilità
di avere nel presente e nel passato, perché c'è anche il gioco nella storia, l'opportunità di conoscere, di incontrare, di ricordare, di dire ah già che bello, facevo così quando ero piccolo. Una serie di iniziative, un cartellone che ha messo in squadra in rete moltissime realtà del territorio del centro storico, perché il centro storico non è solo il gran salotto della nostra città, ma anche una pezzettino di comunità dove ci sono molte persone che vivono. Il Consiglio di Quartiere 1 ha fatto un lavoro importante, ha messo a disposizione un cartellone per i residenti del centro storico proprio per momenti di aggregazione sociale a cui l'amministrazione ha partecipato attivamente. Continuano gli omaggi, siamo quasi in chiusura ad Alex Zanardi, abbiamo parlato del grande campione, dei funerali che ci saranno martedì alle 11 alla Basilica di Santa Giustina, oggi uno striscione in tribuna al Dallara, allo stadio del Bologna. Prima dell'anticipo Bologna-Cagliari. Ciao Alex, orgoglio bolognese, che rende omaggio a un figlio illustre della città come Alex Zanardi. Le due squadre si sono schierate lungo il cerchio di centrocampo per il minuto di silenzio disposto dal CONI. Al termine di da tutto lo stadio è partito un forte prolungato applauso per il campione bolognese adottato negli anni dal Veneto. Siamo quasi in chiusura, allora prima di vedere al consueto appuntamento i percorsi della fede con il nostro Lucio Zanato, vi ricordo che dopo questo spazio ci sarà come sempre il meteo, poi alle 13:32 la nostra rubrica Igor e Davide Show, quindi un sorriso per appunto lottare contro le tristezze della vita con gli sketch di Igor Barbazza e Davide Stefanato, e poi alle 14 rivedremo la puntata di Agricoltura di Sera andata in onda mercoledì, quindi ancora Lucio Zanato, che invece per i percorsi di fede ha incontrato Walter Menazza, ex sindaco di Musile di Piave, ex assessore anche della giunta Cereser di San Donà, una testimonianza profonda di servizio agli altri alla luce del Vangelo, che l'ha salvato dal dolore per la morte della figlia ventenne per un incidente, una tragedia che lo stava portando davvero ai confini di un gesto estremo, come sentiremo nella testimonianza. E con questo ci lasciamo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti in un'altra puntata di Percorsi di Vita e di Fede in questa domenica. Noi incontriamo Walter Menazza. Parliamo della zona del Veneto orientale, in particolare la zona tra San Donà e Musile di Piave. Intanto benvenuto. Grazie. Walter Menazza chi è, da dove viene e soprattutto dove va? Walter Menazza nasce 65 anni fa, fatti da poco tra l'altro, da Musile di Piave, e sono sposato con Cristina, ho 2 figli, Valentina e Francesco, e in questo paese, Musile di Piave, che ha circa 12.000 abitanti, ho vissuto e vivo tuttora, quindi sono proprio residente dalla nascita. Sono nato in una famiglia di contadini e lo ritengo un punto di forza della mia storia, perché lì per i primi 10 anni abbiamo imparato che cosa vuol dire essere essenziali e cosa sono le cose semplici, e quindi è stato sicuramente un imprinting che ha dato probabilmente anche il là a tante iniziative che ho fatto successivamente. Questo quindi fino all'infanzia, poi l'adolescenza? Poi ho frequentato l'oratorio di Musile con questo prete che aveva portato una grande rivoluzione nel panorama locale, e quindi insieme abbiamo... Si chiamava? Don Artemio, che era stata la sua prima esperienza lì a Musile, e ha fatto nascere questi gruppi di giovani, di ragazzi, che hanno insieme condiviso la parte forse più bella dell'esistenza. Quindi, stiamo parlando degli anni 70? Stiamo parlando degli anni 75, dai 75 all'80, ecco, in quegli anni là. E questa esperienza profonda all'interno dell'oratorio mi ha dato la possibilità proprio di vivere con grande intensità la relazione fra pari, fra ragazzi e ragazze, e maturare anche un senso di, come posso dire, di impegno sociale, tant'è che dopo 3 anni circa di oratorio a un certo punto Don Artemio ha detto: bene, adesso bisogna cominciare a mettere in pratica, no? Perché senza la pratica la nostra fede non ha grandi
grandi successi, e quindi da lì è partita un'esperienza importante di volontariato in paese, quindi andando alla ricerca, cercando di aiutare quelle persone che erano ai margini. C'era una zona in particolare a Musile dove vivevano persone anziane da sole, persone che avevano problemi di alcolismo, persone disagiate, che nel nostro paese lo chiamavano il Mauthausen, proprio per dare il senso dell'emarginazione che c'era in questo... Del ghetto e della... Proprio le persone più emarginate andavano in queste casupole che erano lì. Case popolari, immagino. Erano delle case costruite dopo il 65, che c'è stato il tifone dal genio civile, erano delle casettine basse di 4 stanze, e in ogni stanza c'era qualcuno messo lì, senza servizi interni, senza servizi sociali. E quindi lì abbiamo iniziato questo lavoro di volontariato, di assistenza domiciliare di fatto, no? Primordiale. Stiamo parlando che non c'è praticamente ancora la protezione civile, non c'era nulla, erano carenti anche i servizi pubblici del comune, tant'è che attraverso questa esperienza abbiamo iniziato proprio a comprendere che bisognava dialogare o confrontarci o anche scontrarsi con la pubblica amministrazione, cosa che è avvenuta ovviamente in quella circostanza, e quindi questo ci ha aiutato anche a comprendere quali erano i meccanismi, no, sociali, politici. A Musile di Piave chi guidava la Democrazia Cristiana? C'era la Democrazia Cristiana, allora il Partito Socialista, c'era il PC, allora l'opposizione, e quindi era un dibattito ancora di quelli forti, tra virgolette. La DC era la DC di sinistra? Era la DC di sinistra, e c'erano i primi esponenti del PSI che stava prendendo corpo, però come... Michelisiani o Craxiani? Erano demichelisiani al suo tempo lì. Stava crescendo quel movimento. Esatto. E niente, quel rapporto lì poi ha portato anche ad affrontare seriamente questo problema, tant'è vero che da quella situazione poi è nato il progetto di un centro diurno che in quegli anni era sicuramente avveniristico, per cui alla fine è stato prodotto questo nuovo edificio, sono state abbattute queste casupole, queste baracche, ed è nato questo centro diurno che ha dei mini alloggi con dei servizi comuni, quindi che ancora adesso funziona. Certo, è ancora adesso che funziona, e quindi per quegli anni era sicuramente una cosa rivoluzionaria. Possiamo dire che è stato un primo esempio di azione sociale, sì, però guidata, diciamo, con la fede cristiana, cioè con l'idea del sostegno, sostegno al prossimo. Al prossimo, quindi era proprio lì. Questa azione è stata fatta sicuramente, la maggior parte eravamo noi ragazzi giovani, ma con il sostegno di tantissimi adulti e famiglie straordinarie che insieme hanno collaborato a questo percorso. L'associazione è stata sciolta poco tempo fa, ma ha vissuto quasi 40 anni. Ecco, ma nel frattempo l'attività lavorativa? Nel frattempo poi io ho finito le superiori, ho fatto il perito in elettronica industriale, non ho continuato con l'università nonostante le pressioni di mia mamma a suo tempo, che voleva a tutti i costi che io andassi all'università, però in quegli anni prevaleva un po' l'idea di andare rapidamente al lavoro. Poi Veneto Orientale, poi San Donà in particolare, stava crescendo. Stava crescendo molto, sì. Industriali. Infatti il primo lavoro che ho trovato su una concessionaria dell'Olivetti a Oderzo, ho lavorato da 2 anni. Quindi anche una visione, diciamo, di imprenditore illuminato. Ecco, e dopo in quegli anni la SIP stava crescendo, ovviamente oggi Telecom, allora SIP, che stava rivoluzionando il sistema delle comunicazioni, e quindi aveva bisogno veramente di una grande forza di nuovi giovani, per cui sono stato assunto lì, e lì ho lavorato per i miei 35 anni, insomma. Fino a poco fa. Questa è l'attività, chiamiamola lavorativa, e poi l'esperienza all'interno dell'oratorio, mettiamola così. Ma poi questo connubio lavoro, impegno, fede cristiana, come si è coniugato nel tempo? Allora, quando hai la famiglia e il lavoro, lavoravamo sia io che mia moglie, entrambi, per cui un po' la gestione complicata dei figli, eccetera, e grazie al supporto dei nostri genitori siamo riusciti come posso dire, a viverlo con serenità.
E poi un po' la questione, nel frattempo la questione politica, no? Ecco, succede a Musile, la situazione è un po' turbolenta, per cui a un certo punto... Stiamo parlando di che anni? Dunque stiamo parlando degli anni 90. Caduta la Prima Repubblica? Sì. Quindi la rivoluzione, la DC scompare? Era un marasma, c'era un marasma, per cui... Praticamente si ricomincia da zero con la politica. Sì. Le amministrazioni continuavano a cadere continuamente, i sindaci che si dimettevano, era una situazione molto molto difficile, che aveva causato una grandissima delusione da parte delle persone, no? In città, nel paese proprio non se ne poteva più. In quella circostanza, in uno dei ribaltoni, qualcuno è venuto a casa mia e mi ha detto: guarda, pensavamo se tu vuoi anche fare il candidato a sindaco di una coalizione, eccetera. Cosa molto inaspettata per me, però ci ho pensato su. Lì è tornato il ragazzo delle baracche di Matauro. Allora, in quel momento la riflessione è stata, la lettura, diciamo, è stata: beh, questo è un percorso che bisogna evolvere, no? La politica è un altro ambito in cui impegnarsi. E grazie al lavoro fatto in precedenza negli anni, che è stata una palestra bella, e anche di grandi relazioni, per cui quando io ho accettato ho messo delle condizioni. Nella lista ci devono essere i posti per un certo numero di persone che sono con me, che hanno lavorato con me, che io conosco e con le quali voglio condividere questo percorso, cioè da solo non entro. E lì è stata una discussione abbastanza impegnativa, perché non è stato facile, però è stato l'elemento che ha avuto il successo sostanzialmente. Persone o esponenti politici? Persone. Stiamo parlando di persone che hanno lavorato con me nel volontariato in maniera diretta e non avevano appartenenze di partito. Se non l'appartenenza all'oratorio? Sì, dell'area dell'oratorio, di quelle persone che pur anche avanti con l'età, ma comunque avevano speso tanta della loro vita all'interno e al di fuori dell'oratorio di Musile. Quindi diciamo l'imprinting che guarda il Vangelo c'era? Certo, lì sicuramente è stata un denominatore comune di questa parte, che è stata la forza che ci ha dato poi per... non dico sopravvivere, perché l'esperienza dei primi 5 anni è stata dura, è stata molto dura. Uno, perché c'era la sfiducia in paese, le persone non ci credevano più. Noi siamo andati a fare le assemblee pubbliche durante la campagna elettorale e abbiamo preso tante di quelle bastonate, proprio perché basta, cioè la gente dice basta, non ne possiamo più, ogni anno venite qui a promettere e poi non succede. Quindi lo sforzo importante è stato quello di ricostruire un po' alla volta questo dialogo con i cittadini per ridare fiducia alle istituzioni. È stato ricostruire un dialogo con i cittadini o sono state le regole che sono cambiate per cui il sindaco aveva più potere ed era meno in balia dei partiti? Allora, in parte questo, perché contava molto anche la personalità del sindaco. In parte sicuramente è vero. Ma allo stesso modo è stato necessario anche inventare dei nuovi sistemi di dialogo, per cui io ho da subito voluto fare gli incontri con i cittadini nelle frazioni, per cui durante i miei 10 anni io ogni settimana andavo a fare il ricevimento nelle frazioni a turno, in maniera da rimanere, diciamo così, a stretto contatto con i cittadini, anziché loro dovessero venire in municipio, avere questa sensibilità che credo alla fine sia stata molto apprezzata. Ecco, quella è stata l'esperienza, diciamo, da sindaco. Quali sono i lati positivi e i lati negativi di un'esperienza del genere, per 10 anni? Allora, il lato più difficile, a parte la questione di impegno all'interno del comune, che ancora oggi mi pesa molto, è stato, chiamiamolo, l'abbandono della famiglia, perché in 10 anni un'esperienza di questo tipo ti fa trascurare la famiglia, non c'è dubbio, e quindi aver lasciato 2 bambini piccoli con mia moglie che lavorava e che ha fatto i salti mortali per gestire la cosa con me impegnato in queste mani, è stato ed è sicuramente il lato più difficile. Però la scelta di servire la comunità è controbilanciato o no? Sì, però è stato complicato. È stato complicato. Certamente io a distanza di tempo vedo che ancora oggi in paese quell'esperienza è stata positivamente accettata.
E questa è la parte più difficile, invece la parte diciamo più bella, quella che porta con sé come esperienza. Le relazioni che ho costruito in quei 10 anni, a volte molto dure, molto difficili, scontri importanti, però alla fine, come posso dire, l'atteggiamento di riconoscere che le persone hanno bisogno di un diritto di dignità, essere sinceri quando si parla, non raccontare bugie, saper dire di no. Quando le cose non si possono fare bisogna dire di no, anche se questo costa in termini di consenso, a volte in termini di, come posso dire, di cattiva pubblicità, poi gli articoli sui giornali, poi tutta questa cosa. Però alla fine le persone, io ho visto anche nei momenti più complicati di scelte impopolari, sull'ICI, la tassa sull'ICI, il cambiamento delle immondizie, del sistema di raccolta dei rifiuti, cioè è stato duro, è stata dura. Però la scelta è stata quella di parlare sempre apertamente, quindi confronti diretti, assemblee, incontri durissimi, quindi l'impegno è stato, come posso dire, forte perché ci voleva tempo, tu dovevi essere lì a disposizione 24 ore su 24, però ha pagato. Ha pagato in termini, chiamiamoli così, politici, ma in termini personali, cioè la ricerca del servizio alla comunità che poi ci riporta al Vangelo. Sì. C'è stata, oppure la politica tende a offuscare questa visione? La politica è una brutta bestia, direi così, nel senso che sembra quasi che quando uno decide di entrare in politica abbandoni completamente ciò che è stato prima, no? Entra in un'altra sfera dove le regole sono diverse, dove si può fare tutto e il contrario di tutto. Quindi mantenere la linea di rettitudine, io la chiamo così, di chiarezza, è comunque una forza che uno deve avere dentro di sé. Diversamente viene travolto, perché il sistema ti fagocita, quindi ci vuole una forza veramente importante per riuscire a tenere una testimonianza di correttezza e anche di principio. Ecco, quanto il Vangelo aiuta un amministratore pubblico? Lo chiedo spesso, soprattutto a chi appunto dall'altra parte ci siede e ha fatto fare l'amministratore. Quanto a volte serve aprire il Vangelo per riuscire a trovare delle risposte a delle domande della comunità? Beh, il Vangelo ha dentro una ricchezza di esempi e di, come posso dire, di storie che spesso le ritrovi dentro la tua quotidianità e questo ti aiuta, perché rileggere certe cose, la cosa più bella è ogni persona ha un nome. Nel Vangelo quando si citano delle parabole eccetera, ogni fatto ha un nome, una persona, quindi qualcuno che ha una sua precisa identità. E questo per me è stato fondamentale nella gestione, perché quando le persone venivano non era un cittadino, era una persona, con un nome, un cognome, una storia, un'esigenza. Quindi guardare alle persone come te stesso. E quindi su questo, secondo me, l'esperienza del Vangelo sicuramente è stata determinante. Ecco, questo da primo cittadino, ma lei non contento poi è andato a servire anche la vicina comunità di San Donà, mi pare. Allora, sì, dopo questa esperienza amministrativa musile, 10 anni da sindaco, 5 anni poi successivi in opposizione, avevo deciso di chiudere definitivamente l'impegno diretto. A San Donà invece cosa succede? A un certo punto un amico si candida a San Donà alla guida di una lista, un amico carissimo, e mi chiede una mano, mi dice guarda ci sono delle liste civiche, persone che non hanno grandi esperienze, mi dai una mano a dare un supporto di formazione e quindi io ho detto va bene, questo lo faccio molto volentieri, non più di questo. Sono passati alcuni mesi in cui sia stata fatta questa grande formazione, all'avvicinarsi della data delle elezioni, dove sembrava che ci fosse la possibilità di vincita, questo amico mi richiama e mi dice guarda, mi sa che ho bisogno che tu possa essere nella squadra. E lì gli ho detto guarda, è un impegno che mi chiede troppo difficile, e quindi io ho detto ma ci penso, quindi ne abbiamo parlato in famiglia ed è stata una discussione un po' difficile perché il passato pesava ancora. Però il servizio alla comunità
come dire, ha un suo costo, ha un costo. ed è un costo che poi alla fine si paga in termini personali. Nel mio caso è stato ancora più forte, perché in quel frangente i miei figli, mia moglie ha detto guarda, se lo vuoi fare fallo, perché ti conosco e quindi... Però ricordati che è impegnativo, io non è il sindaco, non devo fare il sindaco, devo fare qualcos'altro. E i miei figli invece mi hanno detto guarda papà, se sei convinto fallo. E qualche decina di giorni dopo, prima delle elezioni, mia figlia torna dal lavoro, ha un incidente stradale e muore. Aveva 20 anni. E questo mondo che ti crolla addosso fa piazza pulita e azzera tutto quello che c'è stato prima. Ed è una cosa che non dovrebbe mai succedere in una famiglia. Questo evento ovviamente ha scardinato il sistema della famiglia, della vita, per cui sono stati giorni, settimane terribili. E forse lo sono ancora. E lo sono ancora, sono passati 13 anni, però devo dire questo. Io dopo di quei giorni, è successo l'8 di giugno, ho accettato la proposta del sindaco e quindi io ho fatto l'assessore a distanza di un mese da questo evento. Mi sono chiesto perché ho accettato. Un po' perché i miei figli ho visto che avevano capito una certa situazione, dall'altro perché ho sperimentato, non solo io, anche mia moglie, la forza dello spirito. La chiamo così, ed è qualcosa che noi abbiamo sentito in quei giorni, come un sostegno interiore che ci ha, come posso dire, dato quella forza per affrontare una situazione che umanamente non si può affrontare. Io lo chiamo lo spirito, questo. E ci ha consentito di affrontare l'addio di questa creatura, di continuare i nostri lavori che facevamo come prima con un altro sistema. Un'altra visione. Sì. E quindi fare l'assessore è diventato ancora di più essere al servizio? È diventata un'esperienza nella quale in qualche modo mi sono rimesso di nuovo in discussione, e però non è stata più come prima, è stata un'altra esperienza, sempre nell'ambito politico, però con altri occhi. Assessore a che cosa? Le due materie principali erano personale e bilancio, più anche altre materie. Beh, non sono assessorati da poco. No, in quel momento la situazione era complessa, per cui ho capito bene l'esigenza del sindaco, che mi ha detto guarda, qui gli argomenti più importanti gestiscili direttamente, un po' per l'esperienza. In quella circostanza io avevo comunque detto al sindaco guarda, io ti aiuto ma non fino alla fine, io faccio un percorso con te 2 o 3 anni e così è stato, ho fatto un po' più di 3 anni e poi io mi sono dimesso, insomma. Però questi 3 anni in fondo sono stati anche un po' terapeutici. Sì, sicuramente sì, affiancati da quello che secondo me è stata forse l'esperienza che ci ha salvato, che è l'ADVAR di Treviso, l'associazione di Treviso che segue i malati terminali. Sì. E che insieme a questa incredibile esperienza aveva attivato dei gruppi di supporto ai familiari che avevano avuto i lutti.
Noi l'abbiamo conosciuta per caso, però ci ha salvato. Ci ha salvato perché quel contesto lì ci ha permesso di poter confrontarci, far uscire e avere un supporto. Io lo confesso, in quel periodo lì ho anche pensato seriamente al suicidio. Perché sono pesi. Certo che sono pesi Sono pesi difficili. Quindi però l'impegno nel sociale, cioè l'impegno nella comunità, aiuta a sopportare questo peso? Allora, certamente il poter misurarsi, no? In un contesto più ampio, con difficoltà, eccetera, sicuramente è un grande aiuto. Poi si portano dei risultati? Certo, ma anche perché dopo ho visto nell'esperienza che questa mia situazione comunque ha aperto, tra virgolette, anche delle strade che uno non si aspettava, per cui anche le persone di fronte a situazioni come queste si comportano in un altro modo. Ed è stata un'altra esperienza da questo punto di vista importante, perché significa che c'è attenzione anche quando succedono queste cose, non solo a livello familiare e personale, ma anche le persone che ti stanno intorno. Io ho due domande a questo punto, perché il tempo scivola via. La prima è: lei crede nel destino? Allora io credo che siano delle cose che accadono perché devono accadere, e accadono attraverso le persone che incontri, che qualcuno ti mette davanti sulla strada. Queste esperienze potevano portarci veramente in un baratro, e invece no, perché abbiamo incontrato chi ci ha dato una mano e che ci ha fatto uscire da sta roba qua. Quindi, ma solo persone o anche impegno? Cioè l'idea di poter, come dire, diventare assessore nel momento forse più buio della propria vita? Entrambi, però io penso che nell'intimo ognuno di noi ha bisogno veramente di avere davanti una persona, due occhi, un viso, un sorriso. E dentro una forza che dopo io ho maturato questa idea qua. Noi tutti ce l'abbiamo, noi dentro abbiamo una forza incredibile che non usiamo mai, perché non ci serve. Nella quotidianità abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma nel momento in cui tu hai veramente bisogno, viene fuori. La seconda domanda è: in quei momenti si è chiesto dov'era Dio? Non ho avuto la reazione di arrabbiarmi per dire cosa mi hai fatto, ma di dire perché. E la risposta? La risposta io ancora non ce l'ho la risposta, però sono sicuro che il mio cambiamento della mia famiglia, eccetera, è sicuramente nella diversità cambiato anche in meglio per certi aspetti, perché abbiamo scoperto e vissuto esperienze più profonde, abbiamo conosciuto persone che non avevamo mai incontrato, che sono diventate la nostra forza. Quindi con l'idea interiore che mia figlia non è che non c'è più, adesso parliamo in un altro modo. Grazie della sua testimonianza. Grazie a voi.